Everybody move it. Senz'altro. Marco, dimmi la verità, quanti problemi hai? Beh, come tutti, però non è il caso di parlarne in radio. Ne ho, dai, invece qualcuno. potresti, perché il prossimo ospite potrebbe aiutarti tantissimo. Ti presento il life coach Vianeo da Mestre. Ciao Pippo, ciao anche a te. Ciao anche a te, ragazzo pieno di problemi. Come ti chiami? Io sono pieno di problemi, scusi. Io sono Marco. Guarda che rinnegare il primo passo verso il baratro. Non ho problemi, Lo vedi quel baratro? Saltaci dentro. Bravo, Vai. bravo. Sì. Ho problemi. Scusi, adesso la prima domanda che mi viene da fare a Vianeo è cosa fa il life coach? Ce lo chiedevamo anche prima. Ma guarda, io aiuto le persone a definire i propri obiettivi personali, dando un supporto attraverso l'ascolto e incoraggiando le persone a trovare soluzioni per la propria crescita. Questo l'ha scritto però. No, questo si è scritto sul volantino, perché in pratica mi ascolto questi 4 moltoni pieni di ironia. Sì, li sprono a sbloccarsi con delle frasi motivazionali del tipo Coca, o ti smetti di piangere o te faccio pagare il ricambio del moccio. Devo bagnarmi tutto quanto il pavimento. Oppure, Coco, ma tipo che te fotografo con sta faccia femo una cover del Renato Zero, i migliori danni della nostra vita. Ma no, ma dai, li butta giù così. Oppure, ma i neuroni del tuo cervello sei come i bollini del supermercato? Perché? Cioè, o ti usi o li regali a qualcun altro del più sveglio, che nel tuo caso sei chiunque. Allora diciamo che è un po' aggressiva come terapia, no? Sì, però Marco ogni tanto che vuoi, forse lui avrà il suo metodo, ma per curiosità, che percorso di studi ha fatto? Io mi sono laureato alla scuola di coaching di Mestre, la TASB, dove ci hanno insegnato l'arte di ascoltare senza giudicare. E TASB sta per? Ti ascolto sparare bueade. Proprio senza giudizio. Sì. Onestamente non so quanto possa funzionare. Allora Coco, io ti percepisco un po' dubbioso, un po' dubbioso. Nei miei confronti io ti posso regalare un libro? Sì. Ho già il titolo, Guerra e Pacche. Pace. E pace. No, pacche, nel tuo caso preferisco e pacche. Tante anche. Allora, vuoi un assaggio del prologo? No. Torniamo a noi, Vianeo. Chiuda il libro. Ci può fare un esempio, non so, di una persona che ha seguito recentemente? Perché magari ascoltando i problemi degli altri una persona può ricevere ispirazione. Bravissimo, certamente. Un giorno è venuto a me un ragazzo aspirante cantante, diceva di avere un blocco nella sua espressività. Allora io l'ho fatto cantare davanti a me, mi è bastato sentire la prima canzone per fare una diagnosi certa. Io ho detto Coco, il tuo problema non è il blocco espressivo, sai che ti gana vose me? No, ma bisogna dirglielo. Devi cercare un vocal coach, no è life coach, e a life ti mi accavi a me se ti continui a cantare perché... Però bello, vede, consigli pratici che uno può applicare subito, no? Ma che consigli pratici, ma chi hai portato? Coco, manco arroganza, accordo? Ti accorgi da solo quanto ti sei fastidioso con da farti un PowerPoint? Ma per favore, ma scusi.